mandata da parte di Regione e Ministero, il WWF di Trieste presenta gli studi scientifici aggiornati sui rischi della clorazione dell'acqua di mare e rilancia nello stesso tempo la proposta di una nave gasiera offshore. Sentiamo Alessandra Parrini. Qualsiasi impianto di rigassificazione rappresenta un guadagno comunque garantito, anche nel caso di non utilizzo, soltanto per l'azienda che lo costruisce. La politica dunque deve scegliere se approvare o meno un progetto, su quello di Zaule si discute da anni, tenendo conto dei risultati scientifici e della effettiva convenienza rispetto a un piano energetico nazionale che non c'è ancora. Il WWF di Trieste ha scritto ai ministeri competenti, alla Regione ed anche agli enti locali e alla Slovenia, che si sono già detti contrari per i rischi reali all'ambiente e alla sicurezza. Chiede di valutare in modo corretto il processo di clorazione dell'acqua di mare necessaria per riscaldare il gas che arriva allo stato liquido. L'impianto di rigassificazione progettato dalla multinazionale Gas Natural tra Trieste e Muggia produrrebbe infatti centinaia di tonnellate all'anno di composti clorurati, sostanze tossiche e persistenti. Ci sono problemi collegati all'emissione diretta di cloro reattivo, ancora presente allo scarico, ma soprattutto ci sarebbe il rilascio di centinaia di tonnellate all'anno di cloroderivati organici e in più la probabile formazione di schiume, come sta avvenendo al largo di Portoviejo. Il WWF ribadisce che esistono delle alternative. Appoggiamo l'idea che è stata portata avanti ormai da un po' di tempo dal tavolo tecnico rigassificatori di Trieste di una nave rigassificatrice a servizio di 3 paesi nord adriatici, Italia, Slovenia e Croazia, collocata in un punto centrale scelto di comune accordo che funzioni con metodologia a circuito chiuso. Vuol dire senza utilizzare acqua di mare? Esattamente, proprio così.